Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porteremo nelle montagne bellunesi, prealpi bellunesi, sopra praticamente Valdobbiadene. Siamo in partenza, sono le ore 7:30 della mattina. Dove arriveremo? Troveremo un bivacco dove mangeremo qualcosa e poi torneremo giù. È per la prima volta che testo la mia nuova GoPro 9 e vi farò anche sapere, se volete, delle informazioni, com'è, come mi trovo, e vedrete anche voi le immagini, giudicherete insomma la stabilità, la qualità dell'immagine e tutto, e aspetto nei commenti magari una vostra opinione e partiamo. Non lo so. Guardo, sei bello. Ti va bene? Siamo qui a Parade Radego, è il posto. Ci sono vari percorsi naturalistici, percorso di sentiero anche di mirtilli, però noi oggi andremo a fare il bivacco Salvedella Nuova. Si parte dal parcheggio, praticamente si prende il sentiero di mirtilli per andare a questo bivacco e si sale. Momento shooting, prima parte del percorso abbastanza dura, 1,5 km al circa 20%, però ci siamo quasi alla fine, praticamente fino alla Malga troverete una salita abbastanza dura su un sentiero anche non tanto sistemato, molto selvaggio, e quello è il sentiero dei mirtilli, per cui se volete prendere i mirtilli dovete sudarveli. Abbiamo passato il tratto duro ed ora abbiamo passato anche la Malga. Ora è un tratto abbastanza pianeggiante con un po' di discese in mezzo al bosco e in mezzo alla nebbia anche oggi, però dai, siamo a buon punto. Raga, ci siamo Finalmente. Ecco lì in lontananza si vede il nostro bivacco e speriamo che si possa cucinare. Dobbiamo trovare anche legna. Se no legna si fa in mezzo al bosco. Siamo dopo 6 km e 71 710 metri e dopo 2 ore scarse di camminata. ci siamo. Cucina fuori col caminetto, panche enormi per ospitare anche due belle compagnie. Noi andiamo a vedere l'interno. Un po' di avanzo, abbastanza scuro. Vedere la parte sopra. Anche se soppalco bello. E qui stiamo preparando il fuoco. Nel frattempo birretta, ci siamo. Legna un po' umida, ma stiamo riuscendo a fare qualcosa. Ah, Bob, cosa dici? Boh, non so, non sono tanto fiducioso. No! 5 minutes later.
C'è un'evoluzione sul fuoco, Bobby? Siete ancora No dai, un po' più convinto? sei ancora scettico? Perplessità. Ci siamo? Altro che McDonald's. Ah boh, guarda. Con qualche... Avevamo qualche dubbio, però alla fine ce la stiamo facendo. Sì, un po' alla volta. Senti il rumore. Molta pazienza. Primo panino, buono Buono dai, un po' carbonizzato. Però Si fa buono. quello che si può. Sì. Sì. Di nuovo facendo... panino fatto e ora si mangia. Terminato anche il pranzo, abbiamo mangiato 2 panini, bevuto un vinello ed ora ci dirigiamo verso casa. Comunque il posto è bellissimo, c'è anche per compagnie e tutto. Il problema è che c'è chi viene e poi lascia sporco, no, nei bivacchi invece bisognerebbe pulire. Esattamente. Se lo utilizzi. C'è gente in civile che lascia sporco. Oggi dovevamo andare su un altro bivacco sulle colline di Valdobbiadene, però essendoci il Giro d'Italia era un po' improbabile andarci. Però dai, prossima volta porteremo lì. Ma guarda, sei felice? Non diciamo il motivo però, no, è sconosciuto. Siamo all'ultima discesa, abbiamo preso una strada diversa con punto d'andata perché prima, come abbiamo detto, era veramente presa malissimo. Ora vedremo anche la stabilizzazione della GoPro come va. E comunque diciamo siamo alla fine della giornata. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Spero che comunque il video sia spunto per una nuova passeggiata in posti anche meno conosciuti e meno famosi confronto a tante altre cose. Comunque siamo nelle prealpi bellunesi, per cui vi invito a mettere mi piace per sostenerci e iscrivervi al canale se dovete ancora iscrivervi. E niente, ci vediamo in un nuovo video.